La vita è un bene prezioso e va custodita. Così Don Claudio Carniel ricorda le 4 giovanissime vittime della strage di Godega. In migliaia erano presenti questo pomeriggio a Cordignano per la celebrazione funebre della promessa del nuoto trevigiano Daniele Ortolan, l'ultimo dei 4 funerali celebrato alla parrocchia di Cordignano. Il dolore resta grande, non ci si rassegna facilmente alla perdita di un giovane. Quando abbiamo sentito la notizia siamo stati tutti scossi, disorientati. Oltre il dolore vostro, di genitori, di famiglia, che possiamo solamente immaginare e che comprendono meglio quelli che sono passati attraverso esperienze simili alla vostra. Il dolore di Sophie per un amore che stava sbocciando, il dolore di tanti amici nei tanti ambienti che Daniele frequentava. Una perdita di cui mamma Tiziana e papà Emilio ancora non si capacitano, un dolore lancinante che strazia il fratello Diego e la giovane fidanzata Sofia. Commovente la lettera di un amico con cui Daniele era solito ritrovarsi. Che tutto il tuo estro nascondeva delle emozioni che spesso non ti piaceva far vedere. So bene che niente di ciò sarà possibile. Una celebrazione alla vita di Daniele, conosciuto e amatissimo dai suoi amici, dai semplici conoscenti e dal gruppo della società di nuoto Nottoli di Vittorio Veneto. In chiesa anche il sindaco Roberto Campagna e il primo cittadino di Orsago, Fabio Collotto.